Buongiorno ragazzi e buona settimana. Iniziamo con questo lunedì la preghiera settimanale che ci vedrà insieme attraverso la TV. Come al solito prendiamo spunto dal Vangelo di ieri, domenica. Dal Vangelo secondo Matteo. Che ve ne pare, disse Gesù. Un uomo aveva 2 figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei 2 ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. Gesù racconta una parabola molto semplice, che potrebbe essere applicata tranquillamente a ciascuno di noi. Quante volte anche i nostri genitori ci hanno chiesto di fare qualcosa e noi subito, di primo acchito, abbiamo risposto no, non se ne parla. Però poi abbiamo capito che fare quello che ci veniva chiesto, obbedire, era la cosa giusta e lo abbiamo fatto. Ma quante altre volte anche noi, quando ci è stato chiesto qualcosa, abbiamo detto sì, certo, lo farò, ma poi abbiamo preferito curare i nostri affari, seguire i nostri desideri. Gesù ci ricorda che non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, ma chi ascolta la sua parola e la mette in pratica. E la sua parola è semplice: voler bene, prenderci cura degli altri, essere felici. È l'augurio che vi faccio per questa settimana, che possiate davvero prendervi cura di ciascuno dei vostri compagni nella vostra classe, di ciascuna persona che incontrate, e che siate felici di essere qui al Barbarigo, felici di vivere con intensità un'altra settimana di scuola, felici di riprendere la vostra vita e di viverla in pienezza. Ciascuno di noi adesso, in un momento di silenzio, provi a maturare un proposito, un impegno per questi giorni che ci stanno di fronte. E tutto affidiamo a Gesù con la preghiera dei fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buona settimana a tutti.